Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Vediamo insieme i principali titoli. L'estate violenta di Palermo, tra risse, sparatorie e stupri durante la movida. Quella che sta per archiviarsi è una delle estati più dure di sempre per il capoluogo siciliano. E stavolta non si parla di mafia, ma di deriva della civiltà. Ancora una sparatoria intimidatoria a Catania dopo quelle ai danni della figlia del boss in carcere, fucilate contro la saracinesca di un'agenzia di autonoleggio in via Plebiscito. È il terzo caso in pochi giorni. Mediterranea denuncia le milizie. La ONG ha presentato un esposto alla Procura di Trapani per gravi violenze subite in mare. Si chiedono indagini sulle milizie libiche e le presunte complicità italiane. L'Università di Palermo prende le distanze da un docente accusato di antisemitismo per un post sui social dove invita a togliere l'amicizia agli ebrei. Antimafia a Palermo, addio Pizzo, tappezza il quartiere della Noce di volantini contro il racket, l'iniziativa a pochi giorni dall'anniversario dell'omicidio dell'imprenditore Libero Grassi. Ancora una star del cinema internazionale che sceglie la Sicilia. Whoopi Goldberg lascia la Sardegna per una casa ad Ortigia, nel centro storico di Siracusa. Calcio, il nuovo portiere rosanero Jesse Joronen si dice entusiasta della nuova avventura. Ha rifiutato la nazionale per unirsi subito alla squadra. In casa Catania è fatta per l'attaccante Caturano, in addirittura d'arrivo anche la trattativa per il centrocampista Buglio della Juve Stabia. Bentrovati. È un mese di agosto turbolento quello che volge al termine per la città di Palermo. Un giovane di 25 anni è stato ferito alle gambe a colpi di pistola allo Zen. Intanto i carabinieri hanno arrestato il presunto stupratore del Foro Italico, colto quasi in flagranza dopo l'ultima aggressione ad una turista americana. Sentiamo il punto da Maglio Viola. È un mese di agosto turbolento quello che volge al termine per la città di Palermo, un mese che conferma la tendenza alla violenza diffusa che si respira nel capoluogo siciliano. Da una parte si registra ancora un giovane ferito durante una sparatoria avvenuta allo Zen, il popolare quartiere a nord della città, dall'altra potrebbe essere finalmente finito l'incubo dello stupratore del Foro Italico che avrebbe aggredito almeno 3 donne tra metà luglio e metà agosto. I carabinieri hanno infatti arrestato un cittadino somalo di 24 anni dopo un tentativo di stupro ai danni di una turista americana. La ragazza, con i vestiti strappati, vari graffi e chimosi e persino morsi, era riuscita a scappare e a chiedere aiuto. Un gruppo di palermitani si era messo alla caccia dell'aggressore che si era nascosto fra gli scogli fino all'arrivo dei carabinieri che lo hanno bloccato. L'episodio risale alla notte di Ferragosto, ma è stato reso noto soltanto adesso, dopo la convalida del fermo. L'uomo corrisponde alla descrizione anche del responsabile di altri 2 tentati stupri della notte del festino, il 14 luglio, e di una decina di giorni dopo, ma nessuno dei 2 episodi gli è stato alla fine contestato. Preoccupa infine la faida del quartiere Zen, che è in corso ormai da mesi. L'ultimo ferito ha 25 anni e si è presentato spontaneamente al pronto soccorso con 2 colpi d'arma da fuoco alle gambe. Ha raccontato che stava passeggiando in via Rocchi Marciano quando è stato raggiunto dai colpi di pistola. Non avrebbe riconosciuto chi ha sparato. Si chiama Alessio Muratore e in passato è stato indagato per spaccio di droga. È stato accompagnato da 4 suoi amici che sono stati tutti identificati e sentiti nel corso della notte dagli agenti di polizia. Anche il giovane è stato ascoltato dagli uomini della squadra mobile. E a Catania si continua a sparare dopo le pistolettate contro la casa e l'attività commerciale della figlia di un boss detenuto la scorsa notte, fucilate contro la saracinesca di una agenzia di autonoleggio in via Plebiscito. La deputata regionale Marano denuncia tornati alla faida degli anni 80. Giusy Lazzara. E 3. A Catania si apre una guerra fra cosche. La scorsa notte presa di mira un'agenzia di noleggio di auto in via Plebiscito, in pieno centro. Le fucilate contro la saracinesca sono state sparate alle 3 quando è arrivato l'allarme al 112. Si indaga per accertare se un'unica mano c'è stata anche per le altre 2 sparatorie appena 24 ore fa. Sempre nella notte in via Garibaldi esplosi oltre 20 colpi di pistola contro una saracinesca di un centro estetico di proprietà della figlia del boss detenuto Lorenzo Saitta.
Mitralletta, esponente del clan Santa Paola Ercolano e moglie di Giovanni Balsamo, lo stesso che nel 2024 era stato protagonista di un rapimento lampo di finti agenti di polizia mentre si trovava ai domiciliari. E non era la prima volta che questo centro estetico era stato attenzionato dalla malavita. A febbraio l'incendio doloso alla vetrina. I colpi alla saracinesca di via Garibaldi però non sono stati gli unici sparati nella notte, perché altri 5 scaricati contro l'abitazione della famiglia Balsamo in via Calabrò, sempre a San Cristoforo. Episodi che si susseguono, che potrebbero rientrare in una strategia di violenza sempre più frequente. E la questione sicurezza adesso diventa cruciale e la politica interviene. C'è una situazione da Far West e sembra essere tornati negli anni '80 e questa frequenza con cui avvengono questi fenomeni sicuramente desta non poche preoccupazioni. Per questo ho depositato un'interrogazione con trattazione urgente, perché bisogna sedersi col Ministero, col Governo nazionale e chiedere intervento immediato. Il 2 agosto 30 colpi di mitraglietta avevano crivellato la saracinesca di una gastronomia in viale Ammiraglio Caracciolo. Sempre a Catania ha smantellato nel quartiere San Cristoforo un fortino della droga. I carabinieri avevano notato un continuo via vai di persone in un appartamento affacciato sul cortile Borderò, blindato e dotato di sistemi di videosorveglianza. Al momento del blitz 2 persone hanno tentato la fuga ma sono state bloccate. I militari hanno trovato cocaina, crack e contanti. C'erano anche diverse bottiglie di superalcolici che venivano barattate con la droga. La ONG Mediterranea, bloccata al porto di Trapani per un fermo amministrativo, ha presentato un esposto penale alla Procura di Trapani, chiede ai magistrati di individuare le responsabilità dei gravi reati commessi da miliziani e trafficanti libici e la complicità italiana nella collaborazione e nel sostegno a questi gruppi criminali. Laura Spanò. Porta la firma del comandante Paval Bottica e del capomissione Beppe Caccia l'esposto penale depositato alla Procura di Trapani dalla ONG Mediterranea Saving Humans, assistita dagli avvocati Serena Romano e Fabio Lanfranca del Foro di Palermo. La nave da lunedì pomeriggio si trova in stato di fermo amministrativo al porto di Trapani. Nell'esposto vengono ricostruiti i fatti accaduti nel corso della missione di ricerca e soccorso, a partire dalle intimidazioni ricevute dalle milizie libiche che avevano circondato la nave in acque internazionali lunedì 18 agosto fino alla notte tra mercoledì e giovedì 21, quando un gommone militare appartenente alle stesse milizie aveva scaraventato con violenza in acqua le 10 persone poi soccorse in mare dai volontari della ONG. All'autorità giudiziaria trapanese la ONG chiede di indagare su questi episodi, di individuare le responsabilità dei gravi reati commessi da miliziani e trafficanti libici e le complicità italiane nella collaborazione e nel sostegno a questi gruppi criminali. Laura Marmorale, presidente di Mediterranea, rimarca e sottolinea: non prendiamo lezioni sul soccorso in mare, la legalità e la lotta ai trafficanti di esseri umani da Piantedosi o da chiunque abbia liberato un criminale contro l'umanità come Al-Masri o sostenga la cosiddetta Guardia Costiera libica che spara contro le navi umanitarie. Intanto stamane una delegazione del PD nazionale, regionale e provinciale ha visitato la nave e si è soffermato a lungo con i rappresentanti della ONG dell'equipaggio, esprimendo loro la propria solidarietà. I riflessi della tragedia di Gaza in Sicilia. L'Università di Palermo prende le distanze dal docente accusato di antisemitismo per un post sui social nel quale invita a togliere l'amicizia agli ebrei. Il rettore Midiri esclude però provvedimenti disciplinari. Manlio Viola. E bufera su Luca Nivarra, il decano dell'Università di Palermo, professore di giurisprudenza, all'indomani della sua sortita sui social network nella quale invita a togliere l'amicizia a tutti gli ebrei perché tutti corresponsabili di quel che Israele sta facendo nella striscia di Gaza. Nivarra, pur sostenendo di non essere antisemita, ha ribadito la propria posizione in più post, anche successivi alla valanga di offese e minacce ricevute. Una posizione personale che mette però in imbarazzo l'Università di Palermo, spingendo il rettore Massimo Midiri a prendere pubblicamente le distanze da quella che ritiene comunque una posizione scivolosa. Che problemi di questo tipo non si affrontano certamente nei social, cioè un professore universitario non può esprimere una sua idea su un social. Alla fine si tratta di una valutazione che rimane personale. Purtroppo il confine tra quello che è personale e quello che poi è identificativo di una comunità
evidentemente un poco scivoloso. Ma se la posizione dell'università è chiara ed è per il dialogo costruttivo, condannando sia l'attacco di Hamas del 7 ottobre che la reazione israeliana fino ad oggi, Midiri esclude che possano esserci provvedimenti disciplinari nei confronti del decano. Stiamo affrontando il problema con i nostri avvocati, ma non credo che andremo avanti con provvedimenti disciplinari. Anche per il ministro dell'università Anna Maria Bernini il posto del professor Nivarra è inopportuno. Le parole del rettore Midiri, ha detto il ministro, rappresentano una presa di distanza netta e doverosa da affermazioni inaccettabili, rendendo onore all'intera comunità accademica palermitana. Aprendo la Biennale di Venezia, invece, il presidente Pietrangelo Buttafuoco ha citato una frase letta sui muri di Catania: non si sta zitti, non si fa silenzio solo quando i bambini dormono e si comincia a gridare e parlare, a fare rumore quando i bambini muoiono, ha detto, per poi concludere citando un passaggio delle Troiane di Euripide e auspicando che sia la verità alla fine a trionfare insieme alla pace. Rimaniamo a Palermo, dove anche alla noce si può fare. A Dio Pizzo infatti tappezza il quartiere di Volantini contro il racket. L'iniziativa a pochi giorni dall'anniversario dell'omicidio dell'imprenditore Libero Grassi, ucciso nel 91 per essersi opposto pubblicamente al pizzo. Marco Gulla. Anche alla noce si può fare, denuncia collettiva. Questi manifesti da alcuni giorni sono stati affissi nel quartiere Noce di Palermo. La firma è di Addio Pizzo, a 2 giorni dalla commemorazione dell'uccisione di Libero Grassi. Dall'associazione sostengono che la storia degli ultimi 2 decenni ci dice che anche in contesti così complessi possono germogliare segnali di riscatto, quindi anche alla noce si può fare. E in ogni via del quartiere sono stati affissi i manifesti. Chi ha denunciato diverse volte è Giuseppe Piraino, imprenditore che ha sempre avuto il coraggio di non abbassarsi a Cosa Nostra. Io direi che è cambiato veramente poco. La consapevolezza che la mafia, il pizzo sono una realtà costante nel tempo è indiscutibile. Il problema è che comunque la gente che ancora oggi pensa se denunciare oppure no ha paura. Certo che ha paura. Qualche giorno fa però l'arresto di 2 mafiosi dopo la denuncia di un imprenditore edile a Brancaccio. La vittima non si è piegata e ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri. Mando un messaggio agli imprenditori: non abbiate paura di denunciare. Si va a letto sereni, si va con la coscienza pulita, si va facendo un gesto d'amore per se stessi e la propria famiglia, per i siciliani e per la Sicilia. Questa terra merita legalità, non merita più di andare a braccetto con mafiosi e mafiosetti. È gente inutile, gente piccola, sono nicchi. Cosa dobbiamo fare per questa terra? Cambiarla. A Ragusa e provincia, carenza di personale negli uffici che si occupano di infortuni sul lavoro. In prefettura ha lanciato l'allarme, scoperti anche INAIL, INPS, procura e forze di polizia. Veronica Barbarino. La carenza di personale negli uffici competenti in materia di infortuni sul lavoro in provincia di Ragusa è stata al centro della riunione in prefettura del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le forze in campo risultano insufficienti per garantire prevenzione e contrasto di reati sul lavoro. Allo Spresal, su 35 unità organizzative come organico adeguato, sono presenti in pianta organica 14 funzionari e in atto, perché fra assenze, vacanze, eccetera, sono attualmente 6. Quindi voi pensate bene come si può far fronte a delle emergenze, a delle esigenze di tutela della salute sul lavoro a fronte di una scopertura di questo genere. Stessa situazione negli uffici di INAIL e INPS, vuoti di organico anche nelle forze dell'ordine e in procura. Noi abbiamo una scopertura del 20% del personale, che è una scopertura significativa, e abbiamo una difficoltà fra i magistrati perché oltre alla scopertura di un vuoto di organico che si protrae ormai da 2 anni, il posto di procuratore è rimasto vacante per 15 mesi, è stato colmato soltanto a gennaio quando sono arrivato io. E abbiamo 3 colleghe che sono in questo momento in interdizione per gravidanza e quindi formalmente l'ufficio è coperto, di fatto l'ufficio va in grandi difficoltà. Una situazione quindi che richiede risposte urgenti e interventi concreti da parte dello Stato per non rischiare di compromettere sicurezza e legalità. Il film su Biagio Conte non trova i finanziamenti della regione e rischia di essere girato fuori dalla Sicilia. Ed è subito polemica, ma qualunque cosa potrebbe muoversi la prossima settimana, forse. Orazio Longo.
Un'occasione persa, dice Gloria Giorgiani, la produttrice del film su Biagio Conte, che non ha trovato un finanziamento garantito dalla Regione Sicilia per il progetto scartato dalla Sicilia Film Commission. L'interessamento manifestato dal presidente Schifani, che si era detto dispiaciuto della cosa, non si è concretizzato ad oggi e il film, stando così le cose, rischia di dover essere girato altrove. Io non ho avuto più nessuna interlocuzione con la presidenza della regione, nessuno mi ha più risposto, li ho cercati varie volte. Il film va girato a ottobre, quindi siamo entrati in preparazione e senza nessun tipo di garanzie scritte non posso far altro che portare il film fuori. Quello su Biagio Conte vuole essere un racconto identitario, spiega Giorgiani, lontano dalla dialettica mafia-antimafia. E doveva essere anche un'occasione in cui il territorio poteva essere partecipe e protagonista di questo film, non solo attraverso il coinvolgimento di attori, maestranze, il più possibile, ma anche attraverso la realizzazione di progetti correlati che potevano essere backstage speciali, video fatti dai ragazzi. Il presidente Schifani dal canto suo ha fatto sapere che la prossima settimana verrà ripresentata la questione del finanziamento in regione e chissà che stavolta non arrivino le garanzie formali richieste dalla produzione del film. Tutti pazzi per la Sicilia, anche i VIP. L'ultima a scegliere di comprare casa nell'isola è Whoopi Goldberg, ma lo fa a discapito di un'altra isola. Francesco Loi. Sicilia sempre di più terra di VIP. C'è chi scorrazza in yacht per le isole Eolie, chi è stata avvistata tra i vicoli di Palermo e chi rimane folgorato e decide di rimanerci. È il caso di un mito di Hollywood, Whoopi Goldberg. Questa è una delle scene più famose, quella che molti ricordano. L'attrice statunitense, diventata famosa anche con Sister Act, si è proprio innamorata della Sicilia e soprattutto di Ortigia. È nel centro storico che ha deciso di prendere casa. Il suo amore per Siracusa non era certo un segreto. Lo scorso giugno aveva presentato proprio qui il suo libro. In questo post la foto dell'evento e il ringraziamento per l'accoglienza. Poi Whoopi è tornata diverse volte, fino alla decisione di mettervi radici, vendendo la sua villa da 12 milioni di euro in Sardegna. Diceva di aver trovato pace e privacy a Stintino, comune di poco più di 1500 abitanti. La sindaca addirittura era pronta a conferirle la cittadinanza onoraria. Noi siamo qua e siamo felici, siamo stati felici di averti e saremo felici se tornerai da noi. Questa è il vero contenuto di dichiarazioni che non sono assolutamente di rancore o di offesa. Intanto Whoopi sta per tornare in TV nella soap di Rai 3, Un posto al sole. La musica adesso, andiamo ad Agrigento alla live arena dello Sport Village per il concerto di Antonello Venditti. Esaurito alla live arena dello Sport Village di Agrigento per un Antonello Venditti in grande forma. Parla di uomini e donne come solo lei sa. Il cantautore romano ha regalato al pubblico i suoi successi più amati e l'intero album Cuore del 1984. Stare insieme a te è stata una partita, va bene, hai vinto tu. La serata, tappa del tour per i 40 anni di Notte prima degli esami, ha richiamato spettatori da tutta la Sicilia e dal sud Italia. Tutto quel che io pensavo è solamente. Sul palco una band d'eccezione, nuovi arrangiamenti e più spazio alle tastiere. Eravamo 34, quelli della terza via, tutti belli ed eleganti tranne me. Da Sotto il segno dei pesci a Roma Capoccia, Venditti ha trasformato il concerto in un viaggio tra emozioni e ricordi, con racconti personali che hanno commosso i fan. Notte prima degli esami, notte di polizia. Una serata indimenticabile alla live arena dello Sport Village, la poesia e la forza di Antonello Venditti, capace come sempre di unire generazioni. Notte che non alla finestra, ma questa notte è ancora nostra. Ci fermiamo per una pausa, tra poco lo sport.
Ritorniamo in studio con lo sport. Presentato oggi alla stampa il neo portiere del Palermo, Jess Joronen. Un onore vestire i colori rosa-nero. Sabato sfida in casa contro il Frosinone. Marco Gulla. Una settimana e mezzo fa sono andato a correre vicino a casa mia in Finlandia e sapete cosa ho visto? Ho visto 2 aquile e poi un'ora dopo questa corsa c'è chiamato mio procuratore e adesso andiamo a Palermo e per me è un bello segnale. Il nuovo portiere del Palermo, Jess Joronen, si è presentato così. Un aneddoto, un episodio, un segnale, come lui stesso ha detto, prima di passare in rosanero. Una grande esperienza in Serie B e per anni portiere del Venezia. Ora la nuova avventura agli ordini di Pippo Inzaghi. Io cerco solo fare migliore per la squadra e andare una partita alla volta. Così è successo anche questa cosa in passato e adesso continuo a fare questo. Essere allo stadio è una emozione veramente ricco, veramente emozionante essere davanti così tanti tifosi. Joronen insiderà Bardi per il ruolo da titolare. Sarà ora Inzaghi a delineare le gerarchie della porta a partire già dal match di sabato al Barbera contro il Frosinone. Il tecnico cambierà comunque poco rispetto al match della settimana scorsa vinto contro la Reggiana. Mercato di Francesco sta per passare al Catanzaro, Magnani invece alla Reggiana. In entrata sessione ormai chiusa. Dal campo al mercato, per l'ultima settimana di trattative il Catania ha l'obiettivo di completare soprattutto attacco e centrocampo. Fatta l'operazione per Caturano. Sentiamo Francesco Triolo. L'ultima settimana di calciomercato, quella che solitamente è la più ricca di colpi, anche last minute. Il Catania ci si fionda forte del 6-0 al Foggia e dell'atmosfera del Massimino, bei biglietti da visita delle ambizioni rossazzurre da presentare al tavolo delle trattative. E il DS Pastore ha già trovato l'attaccante e Salvatore Caturano il prescelto, d'accordo già col Catania sulla base di un triennale sul quale ha spalmato l'ingaggio che aveva per i prossimi 2 anni a Potenza. Caturano arriverà in giornata in città. Il Catania ha chiuso anche un'altra operazione, quella per l'ingaggio di Simone Leonardi, catanese, classe 2005, ma è un investimento per il futuro più che a breve termine. Arriva infatti a titolo definitivo dalla Sampdoria, legandosi per 4 anni, ma verrà girato in prestito per farlo crescere in una squadra in cui troverebbe maggiore spazio. Ternano, Triestina, le più accreditate ad oggi. Anche a centrocampo si farà qualcosa, già c'è un accordo di massima con la Juve Stabia per uno scambio Buglio-Quaini. Per il centrocampista nativo di Lucca 2 anni di contratto in rossazzurro. Aperta anche la porta in uscita. Marsura ha già risolto il contratto, D'Andrea, non convocato contro il Foggia e sondato da Sorrento e Tim Altamura, sarà il prossimo. Chiarella dovrebbe andare al Siracusa, su Silvestri c'è la Triestina, mentre il Crotone si sta muovendo per Allegretto, ma prima deve liberare uno slot nella lista dei giocatori. Ancora una notizia, 2 operazioni di mercato nelle ultime ore per il Trapani. Si tratta del difensore moldavo Andrei Motok, classe 2002, prelevato dalla Virtus Entella, e del centrocampista Riccardo Palmieri del Cittadella, società alla quale è stato ceduto il centrocampista Luca Verna, ex Catania. Ci fermiamo ancora per una breve pausa, torniamo tra poco. Bene, non ci sono notizie dell'ultima ora. Per questa edizione del nostro TG è tutto. Grazie per essere stati con noi. Da parte mia e dei tecnici della regia un buon proseguimento di serata. Arrivederci.